Buongiorno a tutti, eccomi qua. Da dove iniziamo? Dai, iniziamo da quello che è accaduto lunedì. Sono emozionato ancora, sì, ancora sono emozionato, sto pensando a quello che ho visto. Avrei mai pensato nella mia vita di rivedere lo yacht che, diciamo, ha segnato un po' la mia storia. Quando ho fatto il giro e sono entrato nel canale, c'era un yacht enorme, grandissimo, bello, blu, e circa 70, 80 metri. Alla fine dei 70, 80 metri vedo questa imbarcazione che a me quando insomma più mi avvicinavo, ho detto: "Ma non può essere". Ma vuoi che sia lei? Insomma ragazzi, era lei. Era lei, era il Cristina, stupendo, bellissimo, e un ragazzo mi stava accompagnando per andare in un luogo per una prenotazione importantissima, e alla fine della fiera, insomma, mi sono avvicinato e non ho capito più niente. Chi ha seguito il video, siete stati migliaia, 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 ha capito la mia emozione che provavo in quel momento. Mamma mia signori, avevo i brividi, mi son commosso. Mi dispiace una cosa, che non c'era Fabio con me. Purtroppo Fabio è all'ospedale, però dai, ehm, non son cose gravi. Gli ho telefonato, gli ho detto della cosa, ha detto: "Come?" Cioè Cristina: "Sì dai", gli ho detto: "Dai, stanotte preparati che andiamo a prendercelo". In quel periodo eravamo bambini, era inimmaginabile poterlo portar via, il Cristina, proprio parlo del Panfilo. Ma ora che siamo adulti, ma però siamo vecchi, e quindi però sai, son cose tutte battute. E poi cos'è successo? Che al pomeriggio, alla sera, molti di voi, tantissimi, mi hanno mandato la foto o i video del Cristina addobbato sì, appunto, a notte e con le luci. Ah, che bello ragazzi, io vi ringrazio dal cuore, dal profondo del cuore, che mi avete mandato, queste immagini stupende, stupende, stupende. Allora, tante battute, intanto, tante battute dalle persone che hanno guardato il video, e quella che più mi è piaciuta è stata, un ragazzo, non ricordo il nome e chiedo scusa, mi ha detto: "Dai, vengo anch'io, vi aiuto, ormai siete vecchietti e vi aiuto anch'io a rubarlo". Dai, insomma, è simpatica la cosa, io guardate, io sono esterrefatto. Stanno accadendo di quelle cose, cioè, quella catena che si era rotta, oggi si è riparata, e stiamo preparando un evento importantissimo a livello mondiale. Non sono autorizzato a dirlo, e quindi non posso dirlo. Però dentro di me vorrei farvi la confidenza, però non si può. E il luogo dove saremo ospitati, ah, fanno del vino, un vino eccezionale. E qui mi fermo, non posso dirlo perché poi forse qualcuno potrebbe capire. Lì saremo una famiglia importantissima, tutti insieme, il mio produttore, la mia famiglia e dei personaggi, i personaggi che hanno scritto la storia del cinema mondiale. E quindi siamo molto, molto, molto emozionati. E quando inizieremo il film, che ribadisco faremo, alla faccia degli invidiosi, degli scettici, di quelli che hanno detto: "Ma questo qui cosa sta dicendo?" Non importa. Io so quello che dico. E quindi cosa? Siamo pronti, mancano, oggi mi pare sia 21, mancano 7 giorni e poi si inizia. Molte richieste di interviste, perfino la TV russa mi vuole intervistare, non so cosa vorranno da me, cioè lo so, vogliono sapere della mia storia. È arrivata in Russia, qua vicino a Campo San Bartolomeo. E allora Armando si sta preparando, così come Manuela, e attendiamo il 28, ci sarà un grande arrivo, grandissimo, e qui inizia la storia. Voglio, ufficialmente dirlo, l'ho già detto, ma lo voglio ribadire:
ringrazio il mio produttore Francesco Di Silvio che e lui ha creduto in me, crede in me e quindi io sono a sua disposizione, lui lo sa, ci telefoniamo ogni giorno, anche lui è galvanizzato perché stia iniziando una cosa strepitosa. Ci son molti problemi perché purtroppo l'Italia è latitante quando si devono produrre i film e quindi gran chiacchiere, 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 però meno male che c'è Francesco, lu la connessione instabile, attendi mentre tentiamo di stabilirla. Sì, sarà fatto. Ecco qua, ci sono ancora, mi avevano segnalato che c'era la connessione instabile. Il film è già finito? No, questo signore qui, Lorenzo Baraldo, le voglio dire che il film non è finito, il film inizierà ad essere girato nel mese di gennaio 2020. Quindi la mostra del cinema, questa mostra del cinema, non solo perché il mio produttore ha portato 2 lavori, non lo dico, lo dirà lui, ma perché ci sono delle presentazioni con le coproduzioni per il film Il Doge Veneziano e quando sarà data l'ufficialità alla mostra del cinema, chi parteciperà, eccetera, eccetera. E quindi signor dunque, non c'è più, Lorenzo Baraldo forse? No, buongiorno Giampaolo. Allora, Mauro Catarin, ciao Giampaolo, salutaci tutti. Certo, certo Mauro, un bacione a te e alla tua compagna. Noi siamo qua forti, 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 forti. Siamo qui anche se la problematica c'è ancora, però ci siamo e quindi cosa? Io vi ringrazio, siete sempre in migliaia, migliaia che ci seguite, devo tantissimo a voi, lo dico sempre, non mi stancherò mai di dirlo. E quindi seguiteci, non resterete delusi. Giampaolo è sempre vicino a voi e come mi auspico che voi siate sempre vicini a me. Credo che ho detto tutto, mi andrò a gustare ancora di Cristina, se c'è ancora, magari farò un altro video, sarebbe un miracolo poter salire. So che questo è impossibile, però, vediamo se qualcuno mi può aiutare in questa cosa. Non è facile, però non si sa mai. Che dirvi ancora? Vi voglio bene a tutti e ci sentiremo presto, anche in questi giorni, e poi naturalmente dal Lido di Venezia un boom eccezionale e non dico altro. Ciao, grazie, buona giornata e grazie ancora del vostro supporto. Ciao ancora, ciao, ciao. Dovrebbe essere finito, però sapete che io con 'sti macchinari, eccolo qua.